Il porto di Monfalcone adesso che si appresta a chiudere positivamente il 2014 registrando il terzo miglior risultato della sua storia commerciale. Le sfide per il 2015 riguardano l'escavo del canale e il nuovo piano regolatore dell'area. Maurizio Merva. Anche con la pioggia ed anche sotto Natale, marinai ed operatori portuali in piena attività a Monfalcone, navi su tutta la banchina a chiudere un 2014 in crescita del 7%. Nel periodo gennaio-novembre 3.871.884 tonnellate movimentate contro 3.600.000 del 2013. La proiezione a fine dicembre è di 4.223.000. Analizzando le categorie merceologiche c'è un più 15% nel materiale siderurgico lavorato dalle industrie locali, più 32% nella cellulosa destinata prevalentemente al bacino del Mediterraneo, stabile il movimento degli automezzi con 110.000 unità, mentre in calo il carbone, meno 17% dovuto al fermo estivo della centrale termoelettrica. Ora però il management guarda già al 2015 poiché la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato le linee guida del futuro piano regolatore, ma il progetto Smart Gas per il nuovo rigassificatore prevede un posizionamento dell'impianto in linea con il vecchio piano regolatore del 1979 e andrebbe così a bloccare il terminal Ro-Ro per i traghetti e la nuova piattaforma a mare. Le linee di piano approvate dalla Regione ipotizzano la logica di un porto-regione, quindi una sinergia tra i porti regionali e in particolare uno sviluppo del porto di Monfalcone insieme allo sviluppo del porto di Trieste. Il progetto privato, in particolare del rigassificatore, potrà essere realizzato rendendolo coerente con lo sviluppo previsto del porto in termini di aree di sicurezza del porto stesso. E confidiamo a gennaio di avere tutte le autorizzazioni, quindi di poter avviare finalmente, dopo molti anni, l'approfondimento a 12,5 metri, entro il 2016 di aver realizzato l'escavo previsto.